L'iniziativa del portale www.pordenonenelmondo.com è nata circa un anno fa con l'obiettivo di richiamare le eccellenze del territorio che si sono recate a lavorare all'estero. Insomma, rimettere in contatto imprenditori, designer, ricercatori, docenti universitari con il paese d'origine. Le zone top del mondo dove si trova la maggior concentrazione di rappresentanti della provincia sono gli Stati Uniti con 20 unità, seguito da Argentina, Brasile, Canada e Inghilterra. Questo sito, rivolto ai pordenonesi nel mondo, consente di raccogliere le eccellenze pordenonesi nel mondo, le imprese, ma consente anche alle imprese di qui che vanno nel mondo. Questa è la terza fase della emigrazione, quella brain mobility dei giovani che vanno all'estero. Ma poi aggiunge: vorrei capire perché l'Italia mette a disposizione 1000 borse di studio negli Stati Uniti e vanno esaurite in un pomeriggio, l'Italia mette a disposizione 1000 borse di studio per italiani residenti all'estero in Italia e al massimo 100 sono occupate. Anche questo è un bilancio che dobbiamo capire. Prima di poter entrare a far parte di questa rete, il cui accesso è gratuito, un'apposita commissione valuta i curriculum. Insomma, possono far parte di questo portale solo i personaggi che sono distinti nel mondo lavorativo. È stato anche tracciato un identikit dell'eccellenza che popola la community. Secondo i dati presentati fanno parte di questa piattaforma persone dell'età di circa 46 anni, imprenditori o persone che lavorano nel settore universitario e della ricerca. Un'iniziativa, ha spiegato l'assessore regionale Deane, che vuole rappresentare un punto di raccolta, una vetrina virtuale nella quale i pordenonesi si possono ritrovare. Attualmente sono già 110 le eccellenze che popolano la community. Dal 2011 ad oggi gli accessi al sito sono stati complessivamente 21.000 con una media di 300 visitatori al mese in 60 paesi del mondo.